Presentiamo la seconda serie 400 stile maschili. Enrico Toldo in 1, Federico Mestroni in 2, Edoardo Vidorcia in 3, Thomas Ferroni in 4, Robert Dall'Ora in 5, Federico De Pup in 6, Marco Diano in 7, Luca Vidorcia in 8. Intanto Thomas Ceccon in sesta corsia. Ricordiamo quella che è stata la sua stagione 2016. Thomas Ceccon, vincitore di 6 ori e criteria, 100 e 200 d'orso, 200 e 400 misti, 50 e 100 stile libero, con 4 record della manifestazione. Per lui altre 3 medaglie d'oro in Mediterranean Cup con 2 argenti, e a Roma 2016 2 ori e un bronzo. Thomas Ceccon, che detiene 6 record italiani ragazzi primo anno e 3 record italiani ragazzi, 50 100 d'orso e 50 farfalla, ottenuti con un anno d'anticipo, dato che lui è atleta classe 2001 e quindi quest'anno all'ultimo anno di categoria ragazzi, quindi davvero grande stagione per lui, a caccia di un'importante altra stagione 2016-2017, a cominciare proprio dal meeting di Halloween qui nella vasca di Rosà. E dopo siamo all'arrivo con Thomas Ceccon, occhio al piano perché potrebbe inserirsi in zona podio. Thomas Ceccon 3,55 e 61 per lui. Record del meeting che è di Francesco Peron, 3,54 e 27. Thomas Ceccon 3,55 e 61 vince la terza serie con Franco Salvador 4,11 e 27. Alessio Fiorucci è secondo, 4,11 e 09. Questo l'epilogo di terza serie, alla partenza la seconda serie già presentata.